A Venezia l'utilizzo della cera fu da sempre massiccio. Nelle processioni solenni, nelle funzioni sacre, l'uso di torce e di candele fu tale da raggiungere svariate decine di migliaia di ducati di spesa annua. Nel 400 vi erano in città ben 24 fabbriche adibite alla fabbricazione della cera. Ancora oggi la toponomastica, con corte delle candele, fondamenta dei cereri, calle della cereria, ci restituisce il ricordo della dislocazione di alcune di esse. I veneziani importavano la cera da Oriente e divennero così bravi a lavorarla che alcune volte i ceri recavano impressi dei bassorilievi con le immagini dei santi. Nel 1251, per la festa di Sant'Antonio, ne furono realizzati di così grandi da dover essere portati a spalla a fatica da 16 uomini, oppure caricati su dei carri trainati da buoi. Ancora oggi vi è almeno una occasione nella quale le candele hanno un ruolo fondamentale. La festa della Madonna della Salute, il 21 novembre, indetta assieme alla costruzione della chiesa votiva per scongiurare la grande pestilenza del 1630. È per tutti i veneziani un momento intimo e irrinunciabile e ne troverete moltissimi anche tra i non credenti che quel giorno si recheranno in chiesa ad accendere una candela alla Vergine per chiedere il dono fondamentale, quello della salute appunto.